iniziamo, Don Rossano, dalla Strenna e la prima domanda che ti facciamo è di raccontarci un po' cosa ti ha colpito della Strenna del Rettor Maggiore. Bene, intanto buonasera a tutti coloro che sono collegati in Italia e anche all'estero, e leggendo con attenzione la Strenna, guardando le intenzioni, gli auguri, le sensibilità che il Rettor Maggiore consegna a tutta la famiglia salesiana per quest'anno, la prima cosa che colpisce rispetto alle Strenne degli anni scorsi, e penso che tutti voi le abbiate un po' in mente, tutte queste dinamiche di augurio, ciò che mi ha colpito immediatamente è che in questa Strenna ci sono molte domande. Se uno legge con attenzione, a ogni punto c'è sempre uno spazio dedicato e destinato a degli interrogativi. Effettivamente penso che la questione della pandemia, quell'evento a livello mondiale che tutti stanno vivendo e che sta toccando la vita di tutti, faccia sorgere in noi molte domande, a cui direi non bisogna immediatamente pensare a delle risposte. Mi sembra che l'invito primo è quello di indugiare sulle domande, è quello di saper dimorare nelle domande, negli interrogativi. Mi viene in mente subito l'atteggiamento mariano nei racconti dell'infanzia di Gesù, dove si dice che Maria custodiva e meditava nel suo cuore quello che stava avvenendo, non riusciva a comprendere fino in fondo. Provo a riprendere qualcuna di queste domande che il Rettor Maggiore rivolge a ciascuno di noi, a cui non ci è chiesto di dare una risposta reattiva, una risposta immediata, ma ci è chiesto di, in un certo senso, saper dimorare e riposare in queste domande per allargare il nostro cuore. Dice a un certo punto: che cosa significherà questa nuova normalità di cui si parla tanto quando usciremo da questo momento così difficile? Cosa rimarrà in ognuno di noi dopo quest'anno? Ci sarà una corsa folle per recuperare il tempo perduto, l'economia perduta? Sarà solo un brutto incubo o al contrario lascerà qualcosa di positivo in molte persone, nell'organizzazione della società? La nuova normalità porterà qualcosa di veramente nuovo? Cambierà in meglio alcune realtà? Non posso io in questo momento dare una risposta, nemmeno ciascuno di voi può dare una risposta. Il Vangelo è pieno di domande che vanno in questa direzione. Ricordate per esempio la vedova importuna che va dal giudice chiedendo giustizia, e alla fine di quel racconto si dice: ma quando vedete la fede di questa povera vedova che ottiene giustizia da questo giudice ingiusto, e poi alla fine: ma quando il Signore tornerà sulla terra, troverà la fede sulla terra? Questa è una domanda a cui non basta una vita per rispondere. E così anche le domande che vengono fatte qua. Ancora nel secondo punto della Strenna, alcune domande rimangono legittime. Chi vogliamo essere di fronte a questa realtà che siamo chiamati a vivere? Come vogliamo vivere dopo tutto questo? Perché perderemmo una grande opportunità se non facessimo tesoro di ciò che stiamo vivendo, dolore incluso. E ancora dice: possiamo davvero dimenticare quello che è successo, dimenticare le famiglie che hanno perso i parenti, dimenticare i quasi 2 milioni di vittime che adesso sono stati già superati in questi giorni, dimenticare i volti dei più fragili delle nostre società, dimenticare tante persone che hanno lavorato in prima linea? Sarebbe giusto dimenticare? No, sicuramente no. E poi ancora, per andare più in profondità, il Rettor Maggiore ci dice: guardate che anche attraverso questo evento, visto che il Signore parla attraverso la storia e gli eventi, ci sta sfidando nel riconoscere la sua volontà. Dice ancora, verso la fine della Strenna, il Signore ci parla in questo tempo e dice: e che cosa ci chiede? Che cosa ci offre? Come lo accogliamo? Ecco, nelle situazioni estreme
Dio continua a parlarci attraverso il cuore delle persone che vedono e rispondono in un modo originale, diverso, che fa la differenza. Allora la prima cosa che mi ha colpito è proprio questo invito a sostare nelle domande, a non trovare risposte immediate, risposte reattive, ma approfondire la nostra visione. Cercare di imparare a discernere ciò che il Signore ci sta chiedendo come persone, come famiglie, come comunità, come congregazione salesiana, come famiglia salesiana. È molto importante domandarci, Signore, perché ci sta accadendo tutto questo? Che cosa ci stai chiedendo attraverso quello che ci sta succedendo? Quali sfide e opportunità ci stai ponendo davanti? Su che cosa ci vuoi far aprire gli occhi, Signore, rispetto a questi eventi che capitano nel mondo? E soprattutto, che cosa chiedi alla tua Chiesa? Quale cammini di conversione? Che cosa chiedi alla famiglia salesiana? Ecco, io penso che queste domande nei prossimi mesi, in quest'anno, non dobbiamo lasciarle cadere, ma dobbiamo in un certo senso coltivarle, cercare di viverle interiormente, ripeto, come le viveva Maria, custodendole, meditandole, cercando una risposta che non può arrivare da lei, perché la risposta a queste domande sta nell'ascolto della voce del Signore, che certamente arriverà quando ci mettiamo ad ascoltare con attenzione. Tornando al titolo della Strenna, questo orizzonte che si apre, il Rettor Maggiore scrive la speranza, mossi dalla speranza, quindi la speranza in qualche modo è legata a un movimento. E allora la domanda che ti facciamo adesso è secondo te, di tracciare, aiutarci a tracciare l'identità della speranza. Come possiamo definire la speranza? La speranza è innanzitutto un dono, è una virtù teologale, non è una cosa che possiamo conquistare con le nostre forze. E qui il Rettor Maggiore, ancora per restare nella logica delle domande, quando parla della speranza si domanda: allora, che cos'è la speranza? Di cosa parliamo quando diciamo speranza? E di che tipo di speranza stiamo parlando? Anche queste domande sono molto intriganti, sono molto coinvolgenti e ci chiedono di trovare delle risposte. Cerco di dare qualche impulso, qualche ispirazione per entrare in questo. Partiamo dalla Bibbia. È molto bello, originale, che il termine biblico, soprattutto nell'Antico Testamento, per dire speranza è tikva, che si può tradurre all'inizio come corda. Uno dice: che c'entra la corda con la speranza? Però guardate bene da dove viene la radice del tikva. Giosuè capitolo 2. Il popolo di Israele, guidato da questo grande condottiero, sta entrando nella terra promessa, sta conquistando la città di Gerico, manda avanti degli esploratori che sono accolti nella casa di una prostituta, Rahab, che appunto li custodisce, e poi fa un patto con questi uomini, con questi esploratori: quando verrete a conquistare dovrete risparmiare la mia famiglia. E gli esploratori dicono: metti una corda, un nastro di rosso scarlatto, che si vede molto bene, quindi rosso sgargiante, rosso sangue, rosso vivo, perché quando noi arriveremo vedremo questa corda, questa cordicella scarlatta, e appunto la tua famiglia sarà risparmiata. E la radice della speranza sta in una cordicella rossa. E questo è molto bello, perché anche poi nel libro di Giobbe viene ripresa questa immagine della corda. Pensiamo a noi, famiglia salesiana. Lo stemma dei Salesiani di Don Bosco e delle figlie di Maria Ausiliatrice. L'avete in mente? Al centro c'è esattamente un'ancora. C'è una stellina in alto, molto luminosa, la figura della fede, c'è un cuore infiammato, la figura della carità, ma la forma dominante è un'ancora con una corda. Ecco, la corda è il legame tra il tempo e l'eternità.
L'ancora della speranza è questa capacità di gettare la nostra promessa, la nostra certezza in un luogo che non abbiamo ancora raggiunto. Non per nulla c'è tutto il grande tema della terra promessa, la speranza di entrare in una terra buona, la speranza dell'eternità. Ecco, se andate passate dall'Antico Testamento a San Paolo, quando San Paolo utilizza il vocabolario della speranza, lo lega alla morte e alla resurrezione di Gesù. La speranza è prima di tutto speranza nella vita eterna che Gesù sta già vivendo e sta anticipando per noi. Lui è la nostra speranza, Gesù è l'ancora che è gettata nel paradiso e la speranza è questa corda che ci lega a Lui e che ci tiene legati a Lui. È molto bella questa immagine. Pensiamo a tutto il carattere di risurrezione del nostro carisma. Tutti voi siete stati al Colle Don Bosco e vedete che cosa domina la chiesa del Colle Don Bosco? Un risorto con le braccia spalancate. Andate nella Cappella Pinardi, che è la culla del nostro carisma, lì dove Don Bosco ha incominciato, ha celebrato nella prima Pasqua con i suoi ragazzi, e trovate che lì c'è l'immagine della resurrezione. C'è il dipinto della resurrezione. Andate nello stemma, c'è un'ancora con una corda. Ecco allora che cos'è la speranza. È il nostro legame con l'eternità. E quindi sperare vuol dire prima di tutto avere una speranza che va al di là di tutte le grandi speranze che ci possono essere in questo mondo. Possono essere tante le piccole e grandi speranze, per esempio quella che tutti stiamo pensando e volendo in questo momento è quella del vaccino. Ma è evidente che il vaccino, che speriamo arrivi presto, arrivi a tutti, partendo dai più poveri, partendo dalle persone che ne hanno più bisogno, gli anziani, i medici, gli insegnanti, per tutti. Sappiamo che il vaccino non ci vaccinerà dalla morte, solo la speranza ci vaccinerà dalla morte. E quindi c'è speranza e speranza. San Paolo, al capitolo 4 della lettera ai Romani, parla di Abramo e dice che Abramo sperò contro ogni speranza. Allora la speranza cristiana è speranza di risurrezione, è speranza di vita eterna che sostiene il nostro impegno nel tempo. Una cosa che è scritto nell'ultimo editoriale uscito sul numero di gennaio di Note di Pastorale Giovanile mi ha colpito molto, ed è la teoria della barca, secondo la quale ogni cambiamento nella Chiesa porta elementi di continuità ed elementi di discontinuità. L'hai detto anche tu, cominciamo a pensare, grazie anche a questo vaccino che sta arrivando e che appunto speriamo arrivi al più presto a tutti, anche al dopo pandemia. Anche Papa Francesco ha invitato tutti a iniziare a pensare a una ricostruzione, a come sarà il mondo dopo la pandemia. E allora quali elementi di continuità secondo te possono aiutarci a ricostruire dopo la pandemia? Ecco, qui vorrei riallacciarmi alle tematiche sinodali, all'inizio della pandemia e ancora al nostro carisma salesiano. Papa Francesco in Christus Vivit, nel numero 201, ha utilizzato un'immagine molto bella presa da un intervento di un giovane che era presente sia alla riunione presinodale e sia al sinodo come uditore, che ho conosciuto molto bene, un ragazzo delle isole Samoa. In Christus Vivit 201 riprende il suo intervento fatto in aula, dove lui diceva ai padri sinodali: io mi immagino la Chiesa e vivo l'esperienza di Chiesa come quella di una grande canoa, dove io, giovane, forte e robusto, ho la forza di remare, ma non so orientarmi, per cui ho bisogno che nella mia barca ci siano gli anziani, perché gli anziani vedono le stelle, riconoscono i percorsi, ci danno suggerimenti per orientarci. E allora è bello pensare la Chiesa come una grande canoa, dove ognuno fa la sua parte. E questa è stata la prima immagine di sinodalità che abbiamo portato via, solo che la pandemia ha fatto mutare questa immagine
con una certa continuità, perché la Chiesa continua ad essere una barca, però ricordate il grande momento di preghiera che anche il Rettor Maggiore evoca all'inizio della strenna, quando Papa Francesco si è trovato da solo in piazza San Pietro in quel famoso momento di preghiera davanti al crocifisso. Anche lì ha ripreso un brano evangelico dal Vangelo di Marco proprio sul tema della barca e della tempesta. Ci siamo trovati tutti insieme su una barca nel mezzo della tempesta. Questa è l'immagine della pandemia. E la continuità con l'immagine, pur nella discontinuità, è che questa sinodalità è una sinodalità che vuole riscoprire la presenza del Signore nella nostra vita. Ci siamo accorti che in questa barca noi non riusciamo a stare se non risvegliamo la presenza del Signore. Ci siamo accorti che questa dinamica di sinodalità va posta in maniera nuova. Siamo tutti insieme in un mondo che è diventato un piccolo villaggio e dove tutti insieme siamo chiamati a crescere in un modo in cui ci sentiamo tutti fratelli in un modo nuovo, in un modo diverso. Alla fine del sinodo non era così. Dopo la pandemia c'è una sinodalità più profonda da assumere, una sinodalità nella sofferenza, una sinodalità nel dolore, una sinodalità nella solidarietà, quindi un approfondimento dell'immagine di questo giovane. E questo ci rimanda a un'immagine potente della vita di Don Bosco e di tanti sogni di Don Bosco. Per esempio, uno dei più grandi sogni di Don Bosco, lo sappiamo, è il sogno delle 2 colonne. È il sogno dove c'è la colonna dell'ausiliatrice, la colonna dell'Eucarestia, che tengono la barca dove Pietro sta guidando e dove tutti sono su, tutta la famiglia salesiana e tutta l'umanità, in un mare in tempesta. Allora questa immagine della barca richiama il cammino sinodale, richiama il momento della pandemia, ma richiama anche il carisma salesiano. Ci sono tanti altri sogni dove Don Bosco si immagina con i suoi ragazzi su barche, su zattere, su barchette, cercando di salvarsi da un mare in tempesta. Ecco, anche per noi questo diventa un'immagine forse apocalittica per alcuni aspetti, ma io direi non usate la parola apocalisse, apocalittica nel senso negativo. L'originale dell'Apocalisse è rivelazione. Rivela qual è la nostra situazione e cosa ci è chiesto di fare. Stare sulla barca insieme al Signore, remare tutti insieme, lasciarci orientare da Lui, non scendere da questa barca. Siamo tutti fratelli. L'hai ricordato anche tu quel momento che abbiamo tutti guardato dalla TV, perché eravamo tutti chiusi in casa, del 27 marzo scorso, quando Papa Francesco da solo e sotto una pioggia battente ha rivolto quella supplica commovente, molto potente al Signore, e ha evocato, appunto, come dicevi anche tu, l'immagine della barca in tempesta e ha detto: siamo tutti sulla stessa barca, tutti fragili e tutti impotenti e tutti importanti, perché chiamati a remare insieme. Quindi c'è anche questo elemento di difficoltà, ma di proiezione verso il futuro. E allora ti chiediamo di indicarci, secondo te, come famiglia salesiana, perché siamo alle giornate di spiritualità della famiglia salesiana, come famiglia salesiana quale potrebbe essere un impegno concreto da assumere per questo nuovo anno che è appena iniziato, per continuare a remare insieme anche nella prospettiva, appunto, di superare questa crisi che stiamo vivendo. Ma innanzitutto vorrei dire che il Rettor Maggiore ci dà moltissime possibilità. Nel punto 5 e nel punto 6 della strenna direi così che ci lascia l'imbarazzo della scelta, cioè ci chiede di fare un discernimento, perché anche oggi ci sono tantissime cose che si possono fare. All'inizio parla di un cambio di mentalità, cioè questo tempo ci dovrebbe far passare da una dinamica a un'altra dinamica. Lui parla dal confinamento all'apertura,
dall'individualismo alla solidarietà, fraternità, dall'isolamento all'incontro, dalla divisione all'unità, dallo scoraggiamento, dal vuoto al senso di trascendenza, e poi nell'ultimo punto dà proprio una serie di indicazioni. Io sottolineerei due cose che mi sembrano importanti in questo tempo di pandemia che purtroppo, come sentiamo dalle notizie di questi giorni, non ci abbandonerà così presto, quindi avremo ancora da convivere per i prossimi mesi con questa situazione. Io direi la prima cosa come famiglia salesiana è riscoprire il grande tema della famiglia. Noi abbiamo fatto l'esperienza del confinamento, sono saltate le dinamiche di vicinanza sociale. Ci siamo accorti che non potevamo più trovarci in oratorio, non potevamo più andare a scuola, anche al lavoro per alcuni mesi non abbiamo più potuto andare, però questo allontanamento sociale, questo distanziamento sociale ha portato paradossalmente a una grande unità familiare. Ci siamo ritrovati in famiglia, la moglie, il marito, i figli, senza la possibilità di uscire. Questa per me è una grande opportunità. Ritornare all'idea che la Chiesa è famiglia di famiglie, che la famiglia è Chiesa domestica. Ritornare allo spirito di famiglia e recuperare nella famiglia la dimensione ecclesiale. Pregare in famiglia, meditare in famiglia, parlare in famiglia, magari anche litigare in famiglia, perché no? Chiedersi scusa e allora rafforzare la vita familiare. È una grande occasione questa. Abbiamo visto che le famiglie che andavano d'accordo, ci hanno detto le statistiche, sono andate più d'accordo, e le famiglie che facevano fatica, erano conflittuali, hanno vissuto un conflitto maggiore. Allora qui il tempo per vivere nella famiglia, il tempo per far diventare la famiglia la cellula e il nucleo della Chiesa. Magari entrare proprio in questa dinamica del vivere la preghiera in famiglia come qualcosa di ordinario e di bello, semplice e profondo. Far pregare a turno i figli, il papà, la mamma, dirsi un pensiero, leggere il Vangelo. E la seconda cosa che direi è quella di sfruttare appieno la non accelerazione di questo tempo, e mi spiego. Noi abbiamo diminuito il ritmo della nostra vita che molte volte era non normale, esagerato. E recuperare come famiglia salesiana l'interiorità apostolica. E recuperare la dimensione di profondità spirituale. Ci stiamo avvicinando ai 400 anni della morte di San Francesco di Sales, che è nel 2022, 1622-2022. San Francesco di Sales è per noi maestro di vita spirituale. Entriamo nel ritornare a gustare che cos'è la vita spirituale. Molte volte siamo conosciuti come salesiani, come famiglia salesiana, come gruppi di grandi attività e a volte purtroppo di un certo attivismo, cioè un'attività che non è coperta da una relazione profonda con il Signore. A volte qualcuno ce lo dice e io direi che a volte hanno ragione. La superficialità spirituale può essere un pericolo che viviamo nella nostra attività e in quello che noi facciamo. Allora questo tempo di silenzio forzato, questo tempo in cui ci è chiesto di indugiare, di prendere distanza, dovrebbe essere un tempo in cui leggiamo di più, preghiamo di più, contempliamo di più, viviamo meglio l'interiorità che è il motore della vita apostolica, per non diventare degli attivisti e per ritornare ad essere dei discepoli che diventano poi apostoli. Ecco, la disciplina dell'ascolto, la disciplina della contemplazione, la disciplina del silenzio e anche del deserto.
Il deserto è il luogo fondamentale in cui il Signore parla al cuore del suo popolo, e anche il deserto della pandemia può essere un'occasione per riavvicinarci al cuore di Dio. L'ultima cosa che ti chiediamo prima di chiudere questa nostra chiacchierata, tu hai dato delle indicazioni insomma, molto precise per la famiglia salesiana, no? Però fondamentalmente quello che forse dovremmo fare e che ci viene chiesto è proprio un rinnovamento completo della nostra vita. Abbiamo una grande occasione. Come possiamo non sprecare questa occasione? Tu hai dato dei suggerimenti anche ieri sull'Alessandra Smerilli in base alla sua esperienza personale, soprattutto Economy of Francesco, ha dato altri insomma, suggerimenti. Però ecco, per iniziare appunto questo anno che abbiamo appena inaugurato, come possiamo non sprecare questa occasione anche alla luce di questa speranza che ci viene un po', veniamo invitati a seguire con forza la speranza, come possiamo non sprecare questa occasione e rinnovarci come persone e come membri della famiglia salesiana? Ecco, molto semplicemente direi la grande acquisizione che abbiamo vissuto al Sinodo. Durante il cammino del Sinodo siamo partiti dall'idea che bisogna aiutare i giovani a fare un discernimento vocazionale per scoprire la volontà di Dio su di loro, per entrare in alleanza con Dio. E poi pian pianino ci siamo accorti che noi come Chiesa eravamo un po' in debito di discernimento. Io penso che questa occasione della pandemia potrebbe e dovrebbe aiutarci come Chiesa, come famiglia salesiana a rientrare nello stile, nella dinamica del discernimento. Perché Papa Francesco ci dice tante volte che siamo in un tempo di rapidizzazione dei processi. Non sappiamo bene dove dobbiamo andare, non abbiamo la ricetta pronta. Ecco il discernimento, saper riconoscere il tempo che stiamo vivendo, saper interpretarlo alla luce dello Spirito e fare poi delle scelte conseguenti rispetto a questo. Reimpariamo come famiglia salesiana uno stile di discernimento personale e soprattutto comunitario.